Mi chiamo Fausta e mamma di Jacopo. La mia storia è una storia semplice alla fine. Jacopo purtroppo mi ha lasciato all'età di 21 anni per un attacco d'asma fulminante, come diceva poc'anzi Michaela, e- ma mi ha lasciato un dono grandissimo. Mi ha lasciato in dono la sua volontà, le sue volontà. Perché in tempi non sospetti si parlò con lui insieme ai suoi fratelli di tutto l'argomento della donazione degli organi e in quell'occasione lui si espresse favorevolmente in un'eventualità assolutamente impensabile. Purtroppo la vita ci riserva dei disegni che noi non conosciamo e che dobbiamo comunque affrontare. Affrontare il disegno della morte e la morte del proprio figlio, di un figlio, è forse la cosa più difficile, più inaccettabile che possa succedere, possa capitare. Però facciamo i conti con la realtà purtroppo era quella. Io venni avvicinata in quella situazione presso l'ospedale dove si trovava ricoverato Jacopo, dagli operatori sanitari, dai medici, con grande delicatezza, con grande rispetto. Ecco, io la parola rispetto è forse la sostanza di tutto questo processo. Naturalmente io avevo il grande dono di Jacopo, cioè la sua espressione di volontà, non era un'espressione scritta, ma era le parole che lui aveva detto e che per maggior tranquillità chiesi di confermare anche ai suoi fratelli, perché volevo essere non certa, più che certa, di poter rispettare la sua volontà. Jacopo aveva detto che sarebbe stato favorevole alla donazione degli organi e Jacopo mi ha regalato la possibilità di far sì che lui diventasse un donatore multiorgano. È questa la semplicità del gesto della donazione. Io credo che sia veramente un'enormità poter avere nel proprio cuore questo pensiero dolcissimo che il proprio figlio a cui abbiamo dato la vita, a sua volta ha dato la vita. Sono di Feltre, provincia di Belluno, e dal 2009 faccio parte anche di Aido Belluno. Nel tempo, grazie appunto a questa seconda vita che mi era stata concessa, sono diventato anche presidente. Diciamo che l'importanza della donazione per me è la faccia ovviamente opposta a quella che potrebbe essere quella di Fausta, è la felicità e riprendere in mano la vita, perché la mia storia comincia fin da piccolo, in realtà, da quando avevo 3 anni. Abbiamo scoperto, la mia famiglia ha scoperto che avevo questa malattia renale, glomerulonefrite, e con l'andare nel tempo purtroppo è peggiorata sempre di più. A 17 anni ho cominciato a fare dialisi, ad esempio, perché io non facevo più pipì. E questa voi magari la prenderete un po' anche sul ridere, però in realtà è un dramma enorme, perché magari puoi resistere 2 o 3 giorni senza far pipì. Poi purtroppo il tuo corpo i liquidi deve espellerli in qualche maniera, e quindi ti restano dentro e pian pianino muori. Questo è la dialisi, in realtà è una terapia salvavita che però ha una durata, non può tenerti in vita per sempre. Fino al 98 ho ricevuto il mio primo trapianto e lì si è aperto un mondo molto, eh, con molta paura l'ho anche affrontato, perché è una cosa nuova che non sai come affrontare. Poi pian pianino ho preso ovviamente confidenza, e questo percorso è durato 19 anni,
e mi ha portato a scoprire lo sport, la vela, ad esempio, grazie a degli amici trapiantati, oppure ad esempio il Cammino di Santiago. Fino al 2017 purtroppo gli organi non hanno una durata illimitata, sono dei pezzi di ricambio, dobbiamo dire anche questa brutta parola. Io sono stato fortunato perché ha durato molti anni. E appunto 2017, altri 3 anni e mezzo di dialisi, sempre 4 ore e mezza purtroppo, perché siccome facevo molta attività fisica, le tossine erano molte da smaltire, e poi finalmente in epoca Covid, e quindi devo ringraziare appunto i medici che hanno parlato prima, che sostenevano appunto che sì, l'attività di donazione e trapianto doveva continuare lo stesso. Io sono uno di quelli che appunto in epoca Covid ha ricevuto il suo secondo trapianto a Padova, e è stata la seconda rinascita, anzi diciamo la terza nascita, ecco, diciamo così. Io devo ogni anno adesso ho 3 compleanni. Per ricordare a tutti che questa è una procedura che si fa in vita, giustamente qualcuno diceva prima, in comune si passa, in ospedale si passa quando si sta male, questo è vero, ma in comune ci passiamo tutti, perché tutti abbiamo bisogno del documento di identità, ma per ricordare che ovviamente questa espressione di volontà poi ci andrà a coinvolgere tutti quanti noi dopo il decesso. E su questo va ricordato un principio fondamentale ben sancito dalla legge, che il donatore è un soggetto deceduto dove è stata posta una diagnosi di morte, ma la diagnosi non basta, ci vuole anche un accertamento di morte, e quando questi 2 elementi sono stati raccolti, e questi elementi vengono raccolti secondo delle indicazioni molto precise che ci vengono dalla legge, si può valutare se quel soggetto è un donatore andando a capire se è reperibile o se si può ricostruire la sua volontà alla donazione. È importante ricordare che ogni cittadino ha diritto di cambiare quando vuole questa sua espressione di volontà senza darne motivazione alcuna a nessuno. Che cosa succede se questo non accade, cioè se il cittadino non si è espresso? Succede quello che dicevamo prima, che i medici che si occupano delle donazioni devono cercare di ricostruire se questa persona si era espressa in vita con i familiari, ai quali sarà chiesto non più di dare un consenso alla donazione, non è possibile, ma di dare una opposizione piuttosto che una non opposizione alla donazione. Ma voi capite quanto complesso è fare questa domanda per noi operatori e quanto difficile è per i parenti di una persona appena deceduta dare una risposta su un tema così delicato, così fortemente responsabilizzante in un momento di grande dolore. Da qui la nostra intenzione di utilizzare questo canale anche delle carte d'identità per chiedere a più persone possibile di esprimersi in vita, facendolo però attraverso una scelta consapevole, precisa, valutata. Perché noi ogni mattina facciamo i conti con questi numeri, facciamo i conti con la domanda di salute che ci proviene da questi 1200 pazienti che sono in lista d'attesa. Ma io devo dire questo, come avete visto cresciamo, cerchiamo di crescere continuamente, lo proviamo a fare anche nonostante la pandemia, ma come vedete alla fine dell'anno la bilancia si sposta in questa direzione, cioè ancora il numero dei pazienti in lista è molto più alto del numero di trapianti che noi riusciamo ad erogare, e questo comporta una mortalità in lista d'attesa che, come vedete, per alcuni organi raggiunge livelli molto importanti. In questa battaglia, nella battaglia che ci porterà a cercare di riequilibrare questi piatti di questa bilancia, tutti sono importanti per il ruolo che possono svolgere, e da adesso sono molto importanti anche i comuni con l'aiuto che ci possono dare nella raccolta delle espressioni di volontà. I comuni sono sempre più a disposizione delle comunità, delle associazioni, della regione, per fare da anello di giunzione e per facilitare i processi, come in questo caso attraverso un servizio che svolge l'ufficio anagrafe. Ben vengano queste iniziative che consolidano la cultura del trapianto. Io sono testimone, ho visto direttamente quanto il trapianto cambia la vita ai malati, alle persone, alle loro famiglie, quanto sia una assoluta
forma di terapia salvavita, non ha alternative. E poi la testimonianza è stata quella appunto che nel 2020 abbiamo superato i trapianti del 2019. Ma chiaramente questi risultati si ottengono sicuramente perché c'è una strutturazione, c'è un coordinamento, abbiamo delle eccellenze, abbiamo dei professionisti insomma che con delle equip mobili che voi sapete insomma vanno a strapiantare, poi ritornano, quindi insomma con un'attrezzatura anche effettivamente molto molto importante, ma sono possibili anche perché c'è una cultura del dono sul territorio. Molti progetti che vanno in questa direzione, molte delle progettualità che sono state messe in campo con i contributi e i fondi del terzo settore, molte associazioni hanno lavorato proprio in questa direzione e la volontà della Regione è quella di cercare di fare anche una regia e quindi anche di promuovere iniziative di questo tipo, perché vanno appunto nella direzione della corretta informazione, ma anche poi insomma di poter fare un gesto, che sappiamo è un gesto fondamentale, che salva la vita di molte altre persone.